Ma io credo che intanto sia importante tenere alta l'attenzione su questa tematica che rappresenta una vera e propria piaga sociale. I numeri sono numeri in crescita e molto preoccupanti. Oggi la Regione Veneto è dotata di una legge datata del 2013, una delle prime leggi che poi è stata ammodernata, aggiornata, ma che permette di parlare di rete, permette di mettere insieme centri antiviolenza, 25 sportelli, 40 sportelli circa e 37 case di rifugio. Permette di attuare i protocolli di rete che noi abbiamo voluto, uno per ogni singola azienda sanitaria, quindi 9 protocolli di rete dove ci sono tutti i soggetti pubblici e privati, le forze dell'ordine, ci sono i centri antiviolenza, i soggetti attuatori, i soggetti appunto che gestiscono questi centri, i medici di medicina generale, le aziende sanitarie con i pronto soccorso che sono il primo front office, diciamo, rispetto a chi si rivolge al pronto soccorso, insomma, per avere un linguaggio ma dei protocolli univoci, uguali per tutti, e quindi capire bene chi fa cosa, quali sono le indicazioni da dare soprattutto nei primi momenti. Abbiamo investito molto e continuiamo a investire molto nella formazione, la formazione del nostro personale di pronto soccorso, ma anche nella formazione delle forze dell'ordine degli avvocati, dei psicologi, dei medici di medicina generale, delle farmacie, insomma di tutte le sentinelle che ci possono essere nel territorio e ci possono aiutare. Oggi stiamo investendo in un piano di comunicazione, perché anche la comunicazione, il linguaggio è importante, ossia un linguaggio unico, un logo che identifichi la rete, un logo che faccia capire e faccia subito individuare numeri di telefono per l'emergenza, indirizzi, recapiti, a chi rivolgersi. Credo che solo lavorando insieme, solo lavorando ognuno con il proprio ruolo, le proprie responsabilità, mettendo in campo competenze, lavorando sulla presa in carico, sul primo contatto, sulla presa in carico, su quelli che sono i primi interventi, pensiamo anche all'ultimo intervento di esenzione del ticket per le donne che si rivolgono al pronto soccorso e poi hanno bisogno di altre cure, quindi di continuare con le cure, ma anche con gli interventi dopo, che sono gli interventi lavorativi, quindi l'autonomia lavorativa, quindi tirocini di lavoro, formazione e anche abitativa, ossia lo sgancio, il poter ricominciare una vita sia fondamentale.